Ecco, anche con tutto il personale. Innanzitutto ringrazio tutte le autorità presenti. Oggi presentiamo la 30ª regata interistituti che si svolgerà sabato mattina presso l'associazione Canottieri Giudecca. 30 anni di regata di voga veneta scolastica, quindi un momento molto importante per gli studenti degli istituti superiori. Però prima di passare alle parole vi volevo presentare un... Questa è una regata particolare, importante perché è fatta dalle scuole che sono la base di partenza per la crescita dei nostri figli e del nostro futuro. Cosa vuol dire questo? Che attraverso una regata, uno sport che non è uno sport ma è tradizione, storia, cultura di Venezia, noi riusciamo ad abituare questi ragazzi a cimentarsi in una disciplina importantissima per Venezia, ma riusciamo a far capire loro cosa succedeva una volta, riusciamo a far capire loro come viveva Venezia a quel tempo e anche oggi, perché in realtà poi a Venezia oggi in macchina non si gira, e con questo riusciamo a farli divertire facendo sport, imparando, e solo la scuola può fare questo passaggio. Dunque ritengo fondamentale che le scuole, dunque vi ringrazio, abbiano iniziato questo percorso ancora tanto tempo fa e continuino a mantenerlo. È chiaro che la provincia non può che essere vicina a questo tipo di manifestazioni, perché il nostro compito è quello di agevolare chiunque cresce in modo sano i nostri giovani. Non 13, io ho trovato 12 bandiere rosse, Re del Remo alla regata storica dei Gondolini, Giovanna e Lucia Paoli, ambedue perché avete gareggiato in coppia, alla regata storica delle Mascarette, 4 vincitrici di 4 bandiere rosse. Questa la rassegna stampa negli anni, una piccola sintesi, quindi ringrazio la stampa per l'attenzione. La regata interistituti è nata ufficialmente nel 1980
cerchiamo di fare progetti, cerchiamo di fare promozione, perché la nuova generazione non conosce, non ha la possibilità di vivere, insomma, la Bogaventa come una volta faceva parte del lavoro, vero Beppi? Vero? I produttori, in qualche maniera, noi invece ci accontavamo. Mi ricordo che da piccolo mio padre mi diceva: quando termini la scuola? Lunedì in barca? Siccome io sono il 12° di 14, e le dicevo, avevamo barchi in laguna, barchi in mare, e dicevo: ma io venivo in gavetta, perché le davamo del lei a mio padre e mia madre. E io penso che viziare troppo non faccia bene, né per loro e neanche per la società quando saranno più grandi. Bene, grazie Palmiro per il regate proprio interistituti, un premio per le scuole che hanno partecipato con studenti principianti, perché molti equipaggi hanno degli studenti che gareggiano proprio nelle regate comunali, quindi ci sono delle a sorpresa, ci sono con diversi indirizzi e lo coordiniamo, nel senso che i nostri docenti, in particolare la professoressa Lorenzini è la responsabile del progetto, ma per esempio i docenti che insegnano tecniche visive e disegno hanno selezionato i progetti, li hanno seguiti. Questi disegni, come vedete, sono realizzati da bambini, da ragazzi e da ragazze. Sono assolutamente convinto che mancano le persone che ricevano i ragazzi che vanno sulle lemiere. Cioè non ci sono istruttori, non c'è gente che sia in grado di coprire a livello tecnico-pedagogico tutti questi ragazzi che arrivano. Insegnanti alunni. Adesso la completiamo oggi in questa conferenza stampa. Bene, allora invito per le premiazioni la ex dirigente Daniela Bartoletti, la vice direttrice ormai di ringraziare perché mi è sempre stata vicina, mi ha sempre sostenuto. Devo ringraziare la professoressa Scarpa Elisabetta, tutti quanti i professori delle Miere, tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, che è un progetto che va avanti da anni, e se non ci fosse questo pilastro e tutti gli altri pilastri di questo progetto non saremmo niente. Grazie. Grazie Daniela. Allora, vieni pure qua. Io invito anche i fautori del progetto Gioca la scuola, quindi dirigente, Renzo. Allora adesso chiamo, dove sei Palmiro? Vieni. Palmiro Conger, che premia assieme alla Giovanna, perché ci sono due alunne dell'istituto Dante Alighieri, sempre, ed è Petra Codato e Greta Basso, che sono arrivate seconde. Pavanati e poi Irene Rocchesso della scuola elementare Duca d'Aosta. La classe quarta. Matteo Pezzato è stato premiato sabato scorso grazie per la vostra scuola, leader di questo per te. Un grande applauso.